Merctor opera nel settore del commercio nazionale ed internazionale di macchine, impianti e attrezzature usate, prevalentemente per la lavorazione del legno, vantando un'esperienza ultradecennale in questo campo, diversificando ed ampliando gli ambiti delle sue competenze, in modo da offrire le soluzioni sia per l'industria che per l'artigianato. All'interno dei propri depositi dispone di una vasta gamma di macchinari ed impianti usati delle migliori marche nazionali ed estere. Grazie alla professionalità e alle competenze raggiunte, propone ai clienti le giuste soluzioni alle proprie necessità, con consulenze ed assistenze tecniche adeguate. È specializzata inoltre anche nella valutazione e nell'acquisto di macchine ed impianti usati di altre categorie merceologiche. Mercator si trova a Cormons in via Alessandro Volta e a Mariano del Friuli in via Guglielmo Marconi. Mercator, professionalità, garanzia e serietà a portata di mano. I Vigili del Fuoco di Trieste stanno operando sul raccordo autostradale 13 tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano in direzione Venezia per incendio del semirimorchio di un'auto articolante trasportando Big Bag, dei sacchi in materiale plastico. I Vigili del Fuoco, intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, una squadra della sede centrale supportate da 2 autobotti del nucleare biologico-chimico radiologico provinciale e il funzionario di guardia, hanno spento le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno e al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L'autista del mezzo, che dopo aver staccato il trattore stradale dal semirimorchio aveva tentato di spegnere con un estintore l'incendio, è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio ed è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario. Per permettere le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e asporto del mezzo e dei materiali bruciati, è stato chiuso il tratto del raccordo tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano, sempre in direzione Venezia. Oltre ai vigili del fuoco presenti sul posto, per la loro competenza, il personale sanitario, la Polstrada, la polizia locale, personale dell'ANAS, personale dell'azienda di autotrasporti proprietaria del mezzo e una ditta privata per la rimozione del mezzo incidentato. In Friuli Venezia Giulia, su 2.777 tamponi molecolari, sono stati rilevati 344 nuovi contagi, 327 i test rapidi antigenici realizzati, 972 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 276. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 4 decessi. I vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti presso la forra del Picchions nel comune di Lauco per soccorrere 2 cuccioli di pastore bernese. Durante una passeggiata nei boschi con i loro padroni, i 2 cuccioli che stavano correndo sono scivolati su una placca di roccia liscia e caduti all'interno del canyon del rio Picchions, non riuscendo più a risalire. I vigili del fuoco, dopo aver localizzato i 2 animali, si sono calati nella gola utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpinistica e hanno raggiunto Luana e Perla, questo è il nome delle 2 cagnoline di 4-6 mesi. Le hanno sistemate all'interno di uno speciale imbrago per animali per issarle fino al sentiero dove sono state riconsegnate incolumi ai loro proprietari. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.